Buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale. Erano queste le primissime immagini del ritorno in Friuli di Mara Navarria, la spadista di Carlino che 2 giorni fa ha conquistato la medaglia di bronzo a Tokyo 2020. All'aeroporto di Ronchi la Navarria ha ricevuto il primo abbraccio dei familiari e delle istituzioni in un clima di grande gioia e di emozione, come testimoniato dal nostro servizio. Vediamo. C'erano tutti gli affetti più importanti questo pomeriggio a Ronchi dei Legionari ad accogliere Mara Navarria, la spadista friulana che è tornata a casa con appesa al collo la medaglia di bronzo ottenuta a Tokyo 2020. Entusiasmo ed emozione si sono fusi in una prima festa con tanti volti familiari che nemmeno la stessa Mara si aspettava di ritrovare immediatamente appena ha messo piede nella sua terra. Non me l'aspettavo un'accoglienza del genere. Quando ho vinto il mondiale avevo già ricevuto gli striscioni, c'era la bandiera del Friuli, c'era la mia famiglia, però un'accoglienza così no, vedo dalla piuma degli alpini al sindaco di Carlino, anche la famiglia di mio marito, sono veramente Giulia, vedo un sacco di assessore, un sacco di gente che non mi aspettavo di vedere qua oggi. Avevo detto quando sono andata a salutare Mara in palestra a Udine che lei è grande perché ha il talento ma anche la testa. Mara ha fatto 12 stoccate sulle 23 italiane, ha determinato la vittoria dell'Italia, perché risollevarsi dalla delusione di pochi giorni prima e rimettersi in riga in modo da poter essere vincente non è da tutti, e infatti non è stato da tutti, è stato da lei. Voltiamo pagina, aumenta il numero di persone contagiate dal Covid nella nostra regione, 96 nelle ultime 24 ore, un dato così alto non si registrava dal 13 maggio scorso. E continuano infatti ad aumentare. Impennata di casi di Covid in Friuli Venezia Giulia. Oggi sono 96 su 5.681 tra test molecolari e rapidi antigenici eseguiti, mai un dato così alto dal 13 maggio scorso. 4 riguardano migranti a Trieste, positivi anche un infermiere e un tecnico radiologo della SUFC e un infermiere della SUGI. Il 55% dei nuovi casi riguarda persone al di sotto dei 29 anni di età. Contagiato un operatore di casa di riposo. Non si registrano decessi, ma risale il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive da 1 a 2. I pazienti in altri reparti rimangono 10. Aumentano le persone in isolamento, che sono in tutto 578. L'impennata è confermata anche dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbia sull'andamento della pandemia. Dal 21 al 27 luglio i casi positivi per 100.000 abitanti sono stati 42, con un aumento del 202% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione ai posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, pari all'1% in entrambi i casi. Secondo il report, in Friuli Venezia Giulia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 52,6% contro una media italiana del 52,3%, a cui si aggiunge un ulteriore 8,2%, media italiana 11,3% solo per la prima dose. Dati negativi dunque, nonostante continuino ad aumentare i numeri dei vaccinati in regione, in particolare per quanto riguarda i più giovani. L'introduzione del Green Pass, ha commentato Riccardo Riccardi, vicepresidente della regione, ha giocato un ruolo rilevante per convincere gli indecisi a vaccinarsi. Negli ultimi 2 giorni si sono prenotate 6.080 persone, di cui più di metà under 40. Fino a questa mattina erano 1.808 i giovani tra i 12 e i 19 anni che si sono prenotati solo nelle ultime 48 ore. È un dato, conclude Riccardi, che ci permette di guardare con maggior ottimismo al prossimo futuro, soprattutto in considerazione del ritorno a scuola a settembre. E dopo i casi di importazione dalla Slovenia è stato trovato nel Tarvisiano l'antavirus, il virus responsabile della febbre del topo. Secondo lo zoologo Luca Lapini si tratta del primo caso in Italia. Non c'è però alcun allarme sanitario, è il caso però di rispettare alcune basilari norme igieniche per azzerare la possibilità di contagio.
Dopo i casi di importazione dalla Slovenia è stato trovato nel Tarvisiano l'antavirus, il virus responsabile della febbre del topo. Secondo lo zoologo Luca Lapini si tratta del primo caso in Italia. A stabilirlo con certezza sono state le indagini eseguite dalla struttura veterinaria del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ospedaliera del Friuli Centrale su alcune carcasse raccolte nei mesi scorsi tra Raibl, Coccau e Tarvisio. L'esito delle analisi sui visceri di alcuni animali è stato comunicato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie la settimana scorsa. Al momento non esiste un vaccino per l'uomo, pertanto il Dipartimento di Prevenzione ha ritenuto opportuno ricordare alcune importanti norme igieniche. È fondamentale lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo il contatto con il terreno o polvere, evitare contatti diretti con i roditori, le loro urine o feci, non consumare vegetali, frutti del bosco o funghi se non dopo accurato lavaggio e pulizia. Prudenza e rispetto di semplici norme igieniche azzerano le possibilità di contagio, spiega Lapini. Non esiste alcun allarme sanitario in atto, precisa lo studioso del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, anche perché non c'è ancora nessuna evidenza di infezioni umane da antavirus contratte in Italia. Inoltre, rassicura Lapini, la pullulazione di micromammiferi verificatasi a inizio primavera sembra già essere in evidente fase di remissione. Nei prossimi giorni, infine, arriveranno le analisi sui campioni raccolti in altre zone della regione, dati necessari per stabilire meglio quale effettivamente sia la distribuzione del virus in Italia. Andiamo al Consiglio regionale dove proseguono i lavori per l'approvazione della legge di bilancio. Oggi via libera ad ambiente, infrastrutture e cultura, domani la conclusione dei lavori. Potrebbero anche arrivare novità da parte della Giunta con la data per le elezioni amministrative che potrebbe essere fissata la prima settimana di ottobre, ma mancano ancora alcuni dettagli, in particolare da Roma. Ma vediamo come sono andati i lavori dell'Aula. Si concluderanno domani i lavori del Consiglio regionale per approvare le variazioni di bilancio, una partita da 360 milioni di euro. Nella giornata odierna, e nonostante l'ottimismo dei consiglieri, sono stati approvati gli articoli dedicati ad ambiente, energia e sviluppo sostenibile, quello delle infrastrutture e in questi minuti quello dedicato alla cultura. Andando con ordine per quanto riguarda la parte dell'assessore Fabio Scoccimarro, il valore del provvedimento è stato di 33 milioni di euro con particolare attenzione allo sconto carburante e al sostegno dei cittadini che vogliono acquistare auto elettriche. Per quanto concerne invece il pacchetto infrastrutture dal valore di 140 milioni e con l'assessore Graziano Pizzimenti, sono in arrivo 5 milioni per i comuni per sostenere la predisposizione dei progetti per le opere pubbliche da inserire nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci sono poi 10 milioni per gli EDR e la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici e 3 milioni a trasporto pubblico per dotare i mezzi e i dispositivi che permettano il miglioramento del filtraggio e del ricambio d'aria. 700 milioni sono stati stanziati per le ferrovie Udine e Cividale per interventi volti al miglioramento e all'ammodernamento del materiale rotabile ferroviario della società. Ci sono poi 3 milioni per gli impianti, soprattutto in montagna di EIOF, le Olimpiadi invernali dei giovani e 1,5 milioni per i comuni per l'acquisto degli scuolabus. Passiamo alla cronaca. Stamani davanti al Tribunale del Riesame di Trieste sono state discusse le richieste di annullamento delle misure cautelari per 5 indagati nell'inchiesta delle mense scolastiche udinesi. I giudici si sono riservati la decisione. Primo confronto tra accusa e difesa nell'inchiesta della Procura di Udine sui pasti serviti nelle mense scolastiche del capoluogo e di altri 6 comuni friulani. Stamattina, davanti al Tribunale del Riesame di Trieste, si è svolta l'udienza sulla richiesta degli avvocati di annullare le misure cautelari disposte dal GIP udinese Emanuele Lazzaro nei riguardi dei 5 indagati, 4 agli arresti domiciliari, 1 con l'obbligo di dimora, accusati del reato di concorso in frode in pubbliche forniture. Si tratta dei vertici e dei referenti d'area della EPSPA, la società con sede operativa a Napoli, finita al centro dell'inchiesta condotta dai carabinieri del NAS del capoluogo friulano e coordinata dal PM udinese Elisa Caligaris. Durante i controlli, i militari dell'Arma hanno rilevato insetti e capelli nei piatti, porzioni mini, cibo freddo, frutta e verdura normale ma pagata come prodotto biologico. I genitori dei bambini si erano lamentati della situazione a più riprese durante il corso dell'anno scolastico, tanto che nell'interrogatorio di garanzia il fondatore della EP, Pasquale Esposito, si era detto convinto che dietro alle continue segnalazioni ci fosse un accanimento nei confronti dell'azienda. Oltre a Esposito, a ricorrere ai giudici del riesame sono stati il capodivisione Food Service Massimo Vaccariello, il responsabile commerciale per il Nord-Est Rocco Ruggero, sottoposto a obbligo di dimora, e i 2 direttori d'area Agostino Cascone e Chetti Bandiera. Al termine dell'udienza di stamattina, il Tribunale si è riservata la decisione sulle richieste di remissione in libertà degli indagati.
Scenderanno in campo anche i reparti specializzati dei Carabinieri, il NAS e il NIL, per dare maggiore sicurezza agli abitanti del quartiere delle Magnolie a Udine. Per Borgo Stazione, oltre alla rimozione delle panchine, il prefetto ha disposto anche l'impiego dei vigili del fuoco. Le decisioni sono state prese stamattina in una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il sindaco di Udine chiede aiuto per Borgo Stazione e il prefetto risponde. In questa delicata zona del capoluogo friulano saranno messe in campo anche le forze specializzate dei militari dell'arma e i vigili del fuoco. Abbiamo coinvolto anche organi che fanno controlli sanitari, controlli sulle presenze di lavoratori in nero eventualmente e su tutti gli aspetti dell'igiene. Quindi abbiamo coinvolto appunto l'azienda sanitaria e le forze specializzate dell'Arma dei Carabinieri. Più che altro si pone molta attenzione perché è giusto avere attenzione, perché abbiamo incontrato anche recentemente il Comitato dei cittadini residenti in zona e quindi senza alzare e dare troppa tensione su quella situazione, ma era giusto ed è giusto continuare ad effettuare controlli di qualunque natura, sia per le forze dell'ordine che a questo punto anche con le componenti che attengono più agli aspetti igienico-sanitari. Quello alle porte è il primo weekend da traffico critico lungo la rete di autovie venete. Per l'esodo estivo sono previsti code e rallentamenti perché i transiti sono ormai arrivati ai livelli pre-pandemici. La concessionaria ha potenziato i servizi elevando il numero di operatori e il numero di presidi sanitari e meccanici. Una task force di 180 persone sulle 24 ore tra tecnici degli impianti, operatori di sala radio, manutentori, esattori e ausiliari del traffico è il piano di Autovie Venete per l'esodo estivo previsto nel fine settimana. Il team della concessionaria è pronto a far fronte all'arrivo di quasi 180.000 veicoli lungo la rete di competenza nella sola giornata di sabato 31 luglio. Già a partire da domani Autovie prevede traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sulla A4 in direzione Trieste e sostenuto in direzione Venezia. Condizioni di criticità si potrebbero verificare a partire dal pomeriggio e sera con possibili code alla barriera dell'Isert. Per sabato i transiti si intensificheranno con possibili code in entrambe le direttrici della A4 in prossimità degli svincoli che servono le località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. I dati dei primi 7 mesi del 2021 indicano che ormai sono prossimi i livelli pre-pandemici. A luglio l'incremento degli autoarticolati è di quasi il 2% rispetto al 2019. Con l'allentamento delle restrizioni e l'avvio della stagione turistica, anche i transiti dei veicoli leggeri hanno segnato un rialzo. I vacanzieri scelgono di meno per ora le destinazioni oltre confine, Slovenia e Croazia, mentre molto gettonate risultano le località di mare, soprattutto quelle della costa veneta. Ancora cronaca, tragedia sul litorale di Bibione. Poco dopo mezzogiorno e mezzo un turista milanese di 79 anni è morto annegato. Quasi contemporaneamente e poco distante una bambina tedesca di 10 anni, grave anche lei con sindrome di annegamento, è stata trasportata in ospedale. L'uomo è stato colto da un malore mentre era sul litorale antistante piazzale Zenit sul bagnasciuga. Contemporaneamente la bambina ha rischiato di annegare cadendo dalla ciambella mentre faceva il bagno con il fratello ed è stata elitrasportata in ospedale. E proprio per prevenire episodi come quelli che vi abbiamo appena raccontato è costante l'attività di esercitazione. Questa mattina nella piscina Gymnasium Water Age di Cordenons si è svolto un addestramento che ha visto più di 30 soccorritori impegnati, vigili del fuoco, medici del servizio di automedica, bagnini di salvataggio della Gymnasium e della Società Nazionale di Salvamento hanno simulato 5 scenari di soccorso a persone in acqua e il relativo trattamento sanitario con particolare riferimento all'annegamento e al trauma. Il team ha lavorato simulando situazioni che possono accadere nella realtà, affinando e condividendo le tecniche e le procedure operative di soccorso. Aveva organizzato una vera e propria serra in casa per coltivare marijuana. Una donna di 55 anni di Maniago, incensurata, è stata arrestata dai carabinieri per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano ricevuto diverse segnalazioni sulla coltivazione avviata dalla donna nel giardino di casa, predisponendo anche una sorta di serra per poter meglio occultare le piante, alte quasi 2 metri. Durante una perquisizione i carabinieri hanno trovato altra marijuana già essiccata. La donna è stata posta ai domiciliari. Le piante, una volta essiccate, avrebbero potuto rendere fino a 1 chilo di marijuana per un valore di circa 15.000 euro.
E il loro fare sospetto non è passato inosservato agli abitanti del piccolo paese di Montenars, che hanno chiamato i carabinieri facendoli arrestare. Grazie a questa sorveglianza di vicinato, i militari hanno recuperato anche tutta la refurtiva rubata a un pensionato, beni preziosi per 35.000 euro. Vediamo cosa è successo. Erano stati alcuni cittadini di Montenars lo scorso 27 luglio, la mattina, a chiamare i carabinieri di Tolmezzo. Avevano notato 3 giovani mai visti prima in paese che cercavano di introdursi in un'abitazione di Borgo Capovilla, rompendo il vetro di una finestra per poi accedere a una villetta attigua. I ragazzi ne erano usciti poco dopo con zaini e borsone. La pattuglia della stazione di Villa Santina li ha intercettati. Ha fermato un'auto berlina tedesca nelle immediate vicinanze delle abitazioni prese di mira. A bordo 2 giovani notati dalla comunità, un ragazzo 21enne di Tarcento e una giovane 24enne di Cassacco. I carabinieri del Norm e della compagnia dei carabinieri di Tolmezzo hanno arrestato i 2 ragazzi e hanno recuperato l'intera refurtiva, rubata poco prima nell'abitazione di un pensionato di 58 anni. I militari dell'Arma hanno rinvenuto tutto quello che era stato rubato: orologi e penne di pregio, monete da collezione, metalli preziosi, macchine fotografiche, computer, tablet e vari accessori di abbigliamento da uomo griffati per un valore di 35.000 euro restituiti al derubato. Le indagini hanno individuato anche un terzo complice, un giovane 25enne di Cassacco che però non è stato rintracciato, fuggito nei boschi di Montenars. È finito sotto sequestro un centro massaggi di Trieste gestito da cinesi, dove è stato scoperto dalla Polizia di Stato un giro di prostituzione tra le ragazze impiegate giovani orientali. L'indagine, coordinata dalla locale procura, ha fatto emergere che le ragazze, tutte clandestine, erano costrette a lavorare ininterrottamente dalle 8 alle 23, offrendo servizi sessuali ai clienti. Il PM titolare dell'indagine ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento della prostituzione la titolare del centro. Sequestrati anche 40.000 euro in contanti, frutto dell'attività illegale. Si infortuna cercando di salvare l'amico, la donna viene soccorsa e l'uomo riesce a rialzarsi e a chiamare i soccorsi. È successo a Tramonti di Sotto, lungo il sentiero CAI numero 982, che da Campone conduce alla sorgente del corrente Chiarzò, quando lui è caduto. Ad avere la peggio è stata la donna, che ha una sospetta frattura al femore. Le squadre del soccorso alpino sono arrivate sul posto a piedi in 20 minuti di cammino con 3 tecnici a supporto. L'equipe tecnico-sanitaria è stata calata dal velivolo sul posto con un verricello e ha stabilizzato e imbarellato la donna. E i carabinieri della tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito al Consolato Generale Britannico di Milano un libro storico trafugato dalla Edinburgh Central Library. Il volume, pubblicato a Londra nel 1883, è stato recuperato al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone sotto l'egida di Interpol ed Europol. Durante le indagini, con tecniche informatiche internazionali, i carabinieri di Udine hanno scoperto che un privato residente nel Pordenonese aveva pubblicato un'inserzione di vendita del libro in un canale italiano di e-commerce. E passiamo all'economia. È arrivata stamattina il via libera della Consob all'offerta pubblica di acquisto di Crédit Agricole sul 17,23% del capitale di Friuladria non ancora in suo possesso. Il periodo di adesione all'OPA partirà il 9 agosto e terminerà il 10 settembre, con l'eventuale periodo di riapertura dei termini dell'offerta tra il 16 e il 22 settembre. Ai soci di Friuladria, Crédit Agricole offre un corrispettivo immediato di 35 euro ad azione, a cui si aggiunge un corrispettivo differito di altri 5 euro. E sono oltre 3 miliardi di ricavi, un utile di 7 milioni di euro, i numeri del primo semestre con il quale ha chiuso il bilancio Fincantieri. Oggi il CDA ha approvato il bilancio al 30 giugno. Si è chiuso con ricavi superiori ai 3 miliardi di euro e con un utile di 7 milioni il primo semestre dell'anno per la Fincantieri. Il CDA del colosso navalmeccanico ha approvato oggi il bilancio al 30 giugno, che segna un indebitamento finanziario di 1 miliardo e 600 milioni, coerente con il programma produttivo e con il piano di consegne. 3 unità cruise nel solo mese di luglio, con incassi per circa euro 1,5 miliardi. I valori attesi a fine 2021 sono in linea con quelli di fine 2020. Il carico di lavoro complessivo ha riguardato 111 navi per 37 miliardi di euro, pari a 7 volte i ricavi 2020. Ci auguriamo che, grazie alle stringenti misure adottate per contrastare la pandemia, campagna vaccinale in primis, ha detto a margine della riunione del Consiglio l'amministratore delegato Giuseppe Bono, possa confermarsi la forte accelerazione della ripresa, così come dimostrano i risultati che abbiamo presentato oggi.
Presto Confartigianato Udine e Confartigianato Gorizia si fonderanno in un unico ente, via libera dal congresso dell'Associazione Friulana, che ha confermato il mandato al presidente Graziano Tilatti per tutto il tempo che servirà alla realizzazione dell'aggregazione. Via libera da Confartigianato Imprese Udine alla fusione con Gorizia. Serviva l'ok dell'Associazione Friulana ed è arrivato ieri nel corso del congresso al Bearzi. Un progetto già partito prima della pandemia, ma che il Covid ha fatto accelerare, tanto da trasformarlo nel punto centrale del 2021. L'aggregazione con Gorizia, ha dichiarato il presidente udinese Graziano Tilatti, confermato fino al raggiungimento dell'obiettivo, è un'opportunità per crescere che mira non solo a fronteggiare la progressiva riduzione del numero di imprese attive sul territorio, ma anche a creare nuove opportunità sia in termini di azione sindacale che di erogazione di servizi. Il numero di imprese associate dei due enti territoriali è sempre più diminuito, un processo reso ancora più evidente dalla crisi pandemica. Nel 2000 erano più di 17.000, oggi sono 15.896, di cui solo 2.378 quelle attive nel territorio goriziano. L'Assemblea ha confermato il mandato degli attuali organi associativi fino al congresso straordinario che sancirà la fusione tra Udine e Gorizia entro il quadriennio. La fusione non metterà in discussione la pari dignità, ha commentato il presidente di Confartigianato Imprese Gorizia, Ariano Medeot. Il comune mantra deve essere fare il bene dei nostri associati e delle nostre imprese. Ascom, Confcommercio, Pordenone, Sviluppo e Territorio lanciano il progetto Uniti e Digitali che punta alla promozione dei negozi collegati in rete attraverso un tablet. Al via anche un concorso a premi per incentivare gli acquisti. Commercianti in rete e un concorso a premi, queste le due armi che Ascom Confcommercio Pordenone mette in campo per rilanciare i negozi del Friuli occidentale, un doppio binario sostenuto da Sviluppo e Territorio. Si tratta di un progetto che vuole installare fisicamente nei negozi un circuito digitale dove i nostri negozi potranno promozionarsi, fidelizzare i loro clienti, mandare messaggi, ma non solo i negozi, anche le nostre istituzioni. Inoltre, per incentivare l'utilizzo, lanceremo anche un concorso gratta e vinci a livello provinciale che si giocherà tutto sulla nostra rete digitale. Ci sarà una specie di vincita immediata e poi un maxi sorteggio mensile, settimanale e finale. Ad aderire tutti i comuni della destra tagliamento con Pordenone a fare da capofila. Un filo conduttore comune che è quello di rianimare i centri commerciali naturali e proprio in funzione di questo ha visto una partecipazione da parte delle amministrazioni comunali, anche le più piccole, molto attiva. I metalmeccanici della regione aderiscono allo sciopero nazionale di domani indetto dai sindacati contro lo sblocco dei licenziamenti e si asterranno dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno. Per la Wilm di Udine il maggior ricorso alla cassa integrazione si segnala nel settore dell'automotive. Anche i metalmeccanici del Friuli Venezia Giulia parteciperanno domani allo sciopero nazionale indetto dai sindacati contro lo sblocco dei licenziamenti. Nell'Udinese l'astensione riguarderà le ultime ore del turno lavorativo. C'è stato un decreto a fine giugno in vigore dal 1° luglio che mette sicuramente molti lavoratori in difficoltà. Nel nostro territorio segnali di sofferenza si registrano in alcune aziende del settore automotive. Sul territorio abbiamo sia la Marelli Automotive Lighting di Tolmezzo che utilizza la cassa integrazione ancora ad oggi, che la Dynamic Technology di Attimis, un'azienda che sta utilizzando in maniera anche massiccia la cassa integrazione, e il futuro in questa azienda dei lavoratori ci preoccupa in maniera seria perché ad oggi non abbiamo ancora una definizione del piano industriale, quindi in autunno non sapremo realmente cosa succederà. Una serie di convegni alla presenza dei ministri dell'area centroeuropea per parlare della sostenibilità si svolgeranno in occasione della Barcolana, la regata con il maggior numero di iscritti al mondo, in programma ad ottobre a Trieste. Come sta il Mediterraneo? A che punto siamo con l'economia circolare nel campo della nautica? Sono queste alcune delle domande a cui il Barcolana Sea Summit proverà a rispondere. L'appuntamento sarà dal 6 al 9 ottobre al Trieste Convention Center, dove esperti di tutto il mondo si confronteranno sulle tematiche scientifiche in occasione della regata Barcolana che organizza l'evento. Dopo la pandemia credo che il tema della sostenibilità sia diventato centrale nella vita di tutti i cittadini e per questo insieme alle istituzioni del territorio abbiamo messo in cantiere un progetto ambizioso
di straordinaria importanza per la città di Trieste e per la regione Friuli Venezia Giulia. Fabio Scocimarro, assessore regionale all'ambiente, ha ricordato l'impegno dell'amministrazione per riuscire ad anticipare di 5 anni il Green Deal europeo, mentre Roberto Di Piazza, primo cittadino, ha evidenziato il ruolo strategico della città, mentre Roberto Antonione, presidente INCE, l'importanza di riunire tutti i ministri dei paesi dell'iniziativa centroeuropea a Trieste. Il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, ha sottolineato come l'Authority creda tantissimo nello sviluppo della Blue Economy, che sarà parte fondamentale della strategia sostenibile per i porti di domani. Sarà disponibile in tutte le piattaforme musicali da domani il videoclip del twist dell'influencer. Il brano del comico Mandi Mandi punta a fare concorrenza ai tormentoni estivi come quello di Fedez e Orietta Berti. Il videoclip è stato girato a Lignano Sabbiadoro. Eccolo in anteprima. L'avevo scritta per Cristiano Mangioglio, ma è troppo bella, me la canto io. Mandi Mandi! Mandi Mandi! È pronto e domani sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali il videoclip de Il twist dell'influencer. Il brano, cantato da Mandi Mandi al secolo Marco Milano, oggi è stato presentato ufficialmente in anteprima a Telefriuli. Girato interamente a Lignano Sabbiadoro, la canzone fa un po' il verso al mestiere dell'influencer. Fidarti amore, vieni anche tu. Mandi Mandi non fa incetta di follower sui social, ma nella realtà reclutando persone per strada. Nel brano ci sono anche contributi speciali in voce, quelli degli attori Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi, intercettati da Mandi Mandi durante le riprese di un film. Poi il comico Claudio Lauretta ha regalato commenti di Pozzetto, Banfi, Fantozzi e un incontenibile Sgarbi. La musica è del catanese Fabio Abate, chitarrista e cantante scoperto e prodotto da Carme Consoli. Il testo è dell'affermato produttore friulano Alberto Zeppieri. Il twist dell'influencer si prepara a essere il nuovo tormentone dell'estate. E in chiusura torniamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione, ovvero il ritorno di Mara Navaria in Friuli. Nell'edizione che seguirà, quella di Sport FVG, rivivremo l'accoglienza che amici e parenti le hanno riservato all'arrivo all'aeroporto di Ronchi e la grande emozione che traspare dalle loro parole. Dopo le news sportive, spazio alle previsioni del tempo. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buona serata in compagnia di Telefriuli.